Buongiorno Leandro Maggi, Rovighi in diretta, siamo al Museo della Bonifica di Cavendramin, Taglio di Po, siamo con l'assessore tra l'altro del Comune di Taglio di Po, Alessandro Marangoni, per questo incontro Una nuova generazione di idee si fa spazio, un incontro che durerà una settimana dal 10 al 16 ottobre e vogliamo farci spiegare dall'assessore fondamentalmente in cosa consistono questi incontri con vari attori importanti dell'economia, del turismo, della scuola. Buonasera a tutti e grazie per l'occasione che mi viene offerta. Ringrazio proprio perché è un momento importante per il nostro territorio. Questi incontri che si svolgeranno durante questa settimana, quindi dal 10 al 16 di ottobre, vanno ad inserirsi all'interno della settimana della sostenibilità che prende lo spunto già dal 2015 da un'assemblea delle Nazioni Unite in cui 193 Paesi membri dell'organizzazione si sono dati 17 obiettivi da portare a termine entro il 2030. Questi obiettivi riguardano la sostenibilità della crescita del nostro pianeta, sostenibilità che riguarda sia l'aspetto sociale, l'aspetto economico e l'aspetto umano. Cosa significa sostenibilità? Sostenibilità significa garantire il presente attuale per noi attori odierni con uno sguardo ovviamente al futuro dei nostri giovani. Questi 17 obiettivi, senza che li vada a elencare tutti, ce n'è uno che particolarmente mi sta a cuore ed è l'istruzione di qualità. Istruzione di qualità che significa dare accesso a tutti quanti i bambini e le bambine, perché ci deve essere parità di genere in questo senso, affinché possano usufruire di quella che è l'istruzione, perché solo attraverso l'istruzione possiamo pensare di cambiare il mondo e creare un nuovo pensiero che sia un pensiero sostenibile. La settimana di sostenibilità perché qui a Taglio di Po? Qui a Taglio di Po perché ci ospita la Fondazione Cavendramin, che è anche il luogo di incontro di quella che è Aree Interne, la strategia nazionale Aree Interne, che vede il contratto di Foce che raduna i 7 comuni di Taglio di Po, Rosolina, comune capofila, Portoviro, Portotolle, Ariano, Corbola e Loreo. In questa strategia per lo sviluppo di quest'area, strategia che vede questo territorio al pari di quelle che molti di voi conoscono come le comunità montane, un territorio svantaggiato non tanto per le persone che vi abitano, ma per l'estensione e le caratteristiche che ha questo territorio. Quindi, tornando al nostro argomento principale, che è quello della scuola, ad esempio sono state sviluppate 6 schede progetto che vogliono valorizzare quella che è l'offerta formativa sul territorio e per tenere attratti i giovani a questo nostro ambiente che è peculiare. Ecco, no, le volevo fare una domanda fondamentale. Il plafond di soldini che arriveranno per questi progetti? Allora, la disponibilità di aree interne per questa progettualità che prevede non solo la scuola ma prevede anche la mobilità e la salute è un plafond di 15 milioni di euro che Aree Interne sta gestendo attraverso il proprio comune capofila, che è il comune di Rosolina, con la declinazione di vari soggetti attuatori. Ad esempio prima c'era per la scuola, parlava il dirigente il dottor Massimiliano Beltrame, che spiegava la dotazione che è molto corposa. Già 1 milione di euro è possibile investirli per la scuola, per una serie di interventi che vanno a valorizzare gli istituti, al miglioramento degli istituti, all'innovazione tecnologica di questi istituti. Ecco, però un redattore prima diceva, attenzione, perché se non li spendiamo questi soldi li perdiamo, cioè l'Europa in particolare ha delle scadenze talmente precise e in una discussione molto privata si diceva purtroppo la burocrazia ci sta veramente massacrando, non abbiamo forse uffici adeguati per questo. Secondo lei riuscirete a spenderli tutti questi soldi? Sono lieto di questa domanda perché è stato un momento di confronto all'interno di noi tra noi amministratori all'interno di Aree Interne, perché prima la dottoressa Laura Mosca, che è la direttrice della Fondazione Cavendramin che ospita all'interno Aree Interne, faceva vedere gli step da quando è partita questa progettualità di Aree Interne, e faceva vedere quanto ci si è impiegato per arrivare fino a qua. Ora siamo arrivati ad un nodo, anzi a sciogliere questo nodo cruciale, che è quello di far partire il cosiddetto ufficio di piano. L'ufficio di piano sarà l'ufficio
diciamo fra virgolette l'ufficio tecnico che andrà a gestire e a preparare tutta questa progettualità per non far scappare questi fondi, come diceva prima il relatore, per essere proprio puntuali e precisi ad arrivare in tempo con tutti quanti i progetti. Noi amministratori di aree interne stiamo concordando un'azione spedita per arrivare appunto a questa costituzione dell'ufficio di piano, perché nessun soldo di questi 15 milioni di cui vi ho parlato vada sprecato. Quindi moderatamente ottimista. I tempi per fare questo ufficio? Manca solo una determina allo stato attuale da parte del comune di Rosolina, c'è un dirigente del comune di Rosolina che si sta occupando di questo aspetto. È già prevista una dotazione economica anche per questo ufficio di piano e sono già state individuate anche le figure che andranno a comporlo, quindi manca poco, veramente poco, e io insieme agli altri sindaci ci adopereremo perché questo venga realizzato. Moderatamente ottimista. Moderatamente ottimista, anche un po' di più.